a voi il bollettino della neve del 15 febbraio a cura dell'ufficio turistico della comunità montana Carnia Neve. Dati: in Zoncolan da 30 a 80 cm, neve farinosa e compatta. A Forni di Sopra da 50 a 100 cm, neve compatta. A Sauris 50 cm, neve compatta. Ad Ampezzo da 30 a 50 cm, neve compatta. A Forni di Sotto da 20 a 30 cm, neve dura. Paolaro da 15 a 20 cm, neve ghiacciata. Pradibosco da 40 a 55 cm, neve farinosa e compatta. Prato Cannico da 25 a 35 cm, neve compatta. Timao di Paluzza, neve non sciabile. Sella Kenzutan da 50 a 70 cm, neve compatta. Gli impianti sono aperti oggi in Zoncolan, a Forni di Sopra, a Sauris, ad Ampezzo, a Pradibosco, a Prato Cannico e a Sella Kenzutan. Il tempo. Oggi il cielo è poco nuvoloso e variabile su tutta la Carnia. Le temperature sono stabili rispetto a ieri, con una media di meno 6 gradi alle ore 9, in aumento durante la mattinata. Le strade sono transitabili tutte con gomme normali, prudenza però nei tratti, Sutrio Zoncolan, Tornezzo Sella Kenzutan e Prato Cannico Pradibosco, per il pericolo di zone di ghiaccio in ombra. In generale, nel tardo pomeriggio consigliamo prudenza su tutte le strade a causa del formarsi del ghiaccio serale. Avvenimenti sportivi. Oggi, venerdì, a Forni di Sopra c'è una gara di fondo notturna illuminata. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 18, la partenza è prevista alle 18:30. A Prato Cannico c'è il corso di sci per le elementari di Comelians, fino al 25 di febbraio. Sabato 16 a Sauris c'è una gara di slalom fisi per giovani e seniores. Si affrontano poi i campioni di Caneva contro quelli di Tornezzo in una gara di slalom gigante. Nel pomeriggio alle ore 18 sfilerà per il paese e le frazioni un carro allegorico, serata danzante con un complesso musicale. A Ravascletto, sempre domani alle 15, inizia all'aperto l'interessantissima cronistoria dedicata all'evoluzione degli sci e dei modi di sciare dal 1890 ai giorni nostri, con dimostrazioni pratiche a cui partecipano anche gli atleti del freestyle. Alle ore 21 si svolgerà lo spettacolo di sci acrobatico freestyle con i campioni del mondo uscenti, impegnati nei salti mortali tripli, nel balletto e in alcune divertenti scenette. In Zoncolan si effettuerà poi, a causa della chiusura delle piste dei laghetti di Timao, la gara internazionale di fondo dell'amicizia, trofeo Ketchak Mountain, per tutte le categorie. Domenica 17 in Zoncolan, nuova gara di fondo, zonale per cuccioli, ragazzi e allievi. Per la discesa è prevista la gara del campionato karmico per tutte le categorie, organizzata dallo Sci Club Monte d'Auda di Zuglio. Nel pomeriggio, a Ravascletto, nuova replica delle pazze acrobazie del freestyle alle ore 14:30. A Forni di Sopra, gara sociale del Circolo del Porto di Trieste. Eccovi ora il numero di telefono per informazioni dirette, è lo 0433 41068. Inoltre potrete godere dello speciale sconto del 10% sui biglietti giornalieri pomeridiani se li acquisterete a Tornezzo all'ufficio Carnia Neve, nella zona industriale sud vicino allo svincolo della superstrada. L'orario è previsto per tutte le mattine dalle 8 alle 13, con apertura anticipata alle 7:30 il sabato e la domenica. E buon fine settimana sulle nevi della Carnia.